Ciao tifosi del Napoli, lasciate un like sul video e iscrivetevi al canale così rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie dal Napoli, grazie. Il nuovo allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha presentato oggi in conferenza stampa la partita di domenica prossima contro il Napoli. Dybala e Hummels? Ho visto Dybala oggi nei primi 20 minuti, fatemi parlare con lui e i fisioterapisti, non so quanti allenamenti sessioni che deve fare prima di essere disponibile. Hummels si era già allenato con me a inizio settimana, era malato, ma oggi ha fatto tutti gli allenamenti, quindi mi dà la tranquillità di decidere come faccio io. Voglio. Le condizioni di Dybala? C'è anche la volontà di risolvere questo problema, perché da diversi mesi non si registrano infortuni, se non clinicamente accertati, ma c'è questo disagio che continua. Sicuramente dobbiamo aiutare il ragazzo, se a questo disagio va risolto, che non basta, vi assicuro che se tutto dimostra che non c'è nulla, bisogna indagare ulteriormente sul perché sente questo dolore. Stiamo facendo tutto il possibile per renderlo molto disponibile, vuole rischiare giocatore. Preferisco perdere un giocatore per una partita, ma non per un mese. Abbiamo 3 partite di fila, tutte e 3 buone. Sei Harry Potter chiamato a fare magie? Ringrazio i tifosi per la fiducia che hanno riposto in me, perché le dimostrazioni di affetto e di stima che ho ricevuto sono state incredibili. Li ringrazio. Ho sempre avuto pressioni. Se non avessi avuto pressioni, se non avessi sentito la pressione, non avrei scelto di rientrare. La squadra ha bisogno di tutti, ha sbagliato qualcosa, ha fatto di peggio e ora deve tornare a fare quello che può fare un mago. Serve una persona normale che tu lo faccia, fidatevi di lui e poco a poco i problemi del paziente scompariranno risolvendosi, se l'equipe è malata. Ho cercato di far emergere il bambino che è in loro. Facciamo un lavoro meraviglioso, lo abbiamo scelto, lo sognavamo da bambini, ora ce l'abbiamo tra le mani, dobbiamo fare di tutto per tornare indietro e provare a giocarci. L'entusiasmo di quel bambino, noi siamo adulti, vaccinati, abbiamo delle responsabilità verso chi ci paga, verso tutto il popolo giallorosso, per il quale dobbiamo dare tutto persone che hanno giocato bene, quindi sanno come far lo spettacolo. La questione è molto semplice, certo che se qualcuno sta male non guarisce da un giorno all'altro, quindi abbiamo dei passi da fare e siamo pronti a farli insieme, uniti, tutti noi. Io, la società, la presidenza, tutto lo spogliatoio, tutti noi, e sono convinto che anche il pubblico ci starà dietro e ci darà una mano. Come sta Dovbyk? Molto bene, mi ha detto che non ha problemi, che sta bene e che va tutto bene. Pellegrini? Da capitano devi saper reagire. Quando cadi la cosa più bella è vedere come ti rialzi, con che volontà, con che determinazione. Lui è un ragazzo un po' introverso per un romano, tiene tutto dentro, noi romani siamo più aperti, lui soffre dentro, ma deve saper reagire alle avversità, sono sicuro che reagirà. Come si gioca contro il Napoli di Conte? Prima dell'inizio del campionato avevo pronosticato che Conte sarebbe arrivato primo o secondo. È una squadra che cammina e sta facendo bene. Sarà una partita bella e difficile. Sarà difficile per noi, ma anche per loro. Com'è Roma? In questo momento mi è difficile rispondere. I giocatori sono bravi. Penso che quando inizi a perdere entri in una spirale negativa. Il mio compito è ridare loro fiducia e farli credere nei loro compagni di squadra. Quindi è ovvio che sono le partite che contano. Raggiungere risultati in sequenza aumenta la fiducia e l'autostima. La qualità c'è e la squadra è una buona squadra, che deve essere supportata da me e da tutti quelli che stanno dietro, compresi i tifosi. I tifosi sono l'anima di una squadra, ora tocca a noi supportarli con ottime prestazioni e voglia di dimostrare quello che siamo. Qual è la tua opinione, tifante del Napoli? Sei d'accordo o no?